Viene da dire che ti sei ripreso alla grande. Da dove ti nasce tutta questa fame di musica e questa incredibile spinta creativa? Io non lo so da dove mi viene, ragazzi, mi viene da voi, mi viene dal fatto di fare una cosa e di vedere che questa cosa incontra la simpatia di qualcuno, di tanti, e quindi si alimenta, cresce, e questa cosa succede da sempre. Dalla prima volta che mi sono messo ai giradischi in una console, ho visto che la gente reagiva bene, ho visto che avevo un'attitudine verso la comunicazione che mi veniva naturale. E quindi ho perseguito questa cosa, l'ho trasformata in un mestiere, però alla base è soprattutto una passione, non solo, è un lavoro incessante, approfondito. Il mio lavoro è serio, io queste cose divertenti le costruisco con tantissimo impegno da parte mia e da parte di tutti quelli che lavorano con me, per cui in realtà è un'industria che si muove, che si basa su una cosa però misteriosa, che è la passione. È la passione e la voglia di stare bene e di far star bene chi mi viene a sentire. Sei risalito in bici e ti sei rimesso in moto, non ti è rimasta un po' di paura? Ma sì, un po' sì, dai, la paura sarebbe stupido eliminarla dalla propria vita, la paura è utile, la paura è un dispositivo del quale noi non possiamo fare a meno. L'evoluzione ci ha fornito della paura proprio per stare attenti, non per bloccarci, ma per valutare, per stare un po' attenti. Poi a volte non si sta, ma sì, certo che ho un po' più di paura adesso. Io prima, quando facevo le discese per esempio, ero pazzo, no? Mi mettevo proprio, adesso sto un po' più attento, ecco, ma mica cioè, poi tanto, ragazzi, la vita è pericolosa, ma qualsiasi è pericoloso anche stare qua, potrebbe cadermi un meteorite sulla testa, cioè, no? È improbabile, ma non è impossibile. Quindi la paura c'è, ma c'è qualcosa che è più forte della paura, che è la gioia, il piacere di fare una cosa che ti piace.